Va ora in onda Centro Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie Natalia, dalla freschissima voce giovanile. Un abbraccione innanzitutto a Tina, come sempre, a Matteo, come sempre, e ai nostri 14 radioascoltatori, gatti compresi. Oggi è l'anniversario della strage di Capaci e attenzione che può avere un riferimento sul percorso che noi stiamo seguendo da 2 anni, ormai 2 anni a questa parte, e cioè la democrazia, Democratos. Capaci è una frattura, o meglio, è il segno che questa democrazia, Capaci, una strage ancora misteriosa, sia chiaro, è il segno che questa democrazia, il percorso di questa democrazia è da correggere, ha qualcosa che non va. È stato il segno storico. E indubbiamente un segnale forte, ma dobbiamo chiederci se questo segno ha lasciato il segno, se ha prodotto un cambiamento di indirizzo. Questo per essere così, buttarla avanti. Oggi è l'antivigilia anche della pubblicazione dell'enciclica, la prima enciclica sociale, di argomento sociale di Papa Leone XIV, la Magnifica Humanitas, che guarda caso va a toccare un tema che noi come Associazione Ronchi, come Radio Libertà, come Radio Padania Libera, Radio Padania prima, abbiamo trattato per anni, per decenni, e cioè quello dell'indirizzo totalitario che la tecnologia in mano a pochi potentati sovranazionali, sovrastatuali, quindi l'indirizzo totalitario che si cerca di imporre all'umanità, una nuova schiavizzazione, quindi il contrario della democrazia. L'argomento principale, l'intelligenza artificiale, è il culmine, è il punto d'arrivo di questo del supporto tecnologico a un'idea di totalitarismo il più spietato, il più vasto. E qualche esempio l'abbiamo già anche oggi, e cioè se tu vuoi stipulare un contratto con l'agenzia che ti fornisce l'energia elettrica, piuttosto che il servizio telefonico, piuttosto che altri servizi, devi accettare un contratto che non puoi discutere. Devi addirittura passare attraverso dei rigidi moduli mediante i quali poter accedere a un contratto con cui non hai mai di fronte una persona. Non hai mai di fronte un rappresentante, un umano, che sia rappresentante di quell'ente assolutamente inconoscibile che è colui che ti fornisce il servizio essenziale, che quindi dovrebbe dipendere in qualche modo o poter essere controllato da parte del popolo. Così non è, nel modo più totale. È la modularizzazione, protocollizzazione della vita sociale. Schiavitù. Bene, siamo quindi all'antivigilia di un grande evento, la pubblicazione della nuova enciclica, della prima enciclica di Leone XIV. Siamo oggi nell'anniversario della strage Capaci, quello che ha segnato la storia della Repubblica Italiana, e l'ha segnata, ma non si capisce bene. Prima di tutto è ancora misteriosa come strage, ma non si capisce neanche bene che cosa abbia effettivamente modificato, se non la lotta
nella lotta alla criminalità mafiosa vera e propria, nel comportamento di quei poteri che alla fine trovano tuttora spazio, poteri indebiti, incontrollabili, che trovano spazio nella nostra società. Bene, questi due temi sono gli stessi, identici temi, in un ambito storico diverso, in un periodo storico diverso, che stiamo esaminando noi, l'inizio del secolo scorso, tra i quali anche lì ci sono omicidi che sono punti interrogativi nella storia, in particolare un punto interrogativo è quello dell'assassinio dell'arciduca austriaco a Sarajevo, che viene posto come causa prima della prima guerra mondiale, ma forse non è esattamente così. E dall'altra parte abbiamo detto la pubblicazione nel 1891 della enciclica Rerum Novarum da parte di Leone XIII e infatti Leone XIV sottoscrive la sua enciclica datandola 15 maggio, cioè 8 giorni fa, cioè praticamente nell'anniversario, il 135esimo anniversario della pubblicazione della enciclica Rerum Novarum di Leone XIII. Ora, quell'enciclica fu il frutto, come abbiamo visto, di studi, per la prima volta di discussioni nell'ambito cattolico. Il 98% della popolazione italiana risultava un cattolico, di discussioni riguardanti la questione sociale. Quindi un popolo che discute in varie maniere, soprattutto attraverso l'opera dei congressi e dei comitati, discute in varie maniere dei suoi problemi e vuole in qualche modo dare un indirizzo, vuole prendere delle decisioni. Ecco perché sostengo che la democrazia moderna, per quanto riguarda in generale l'Europa, ma in particolare l'Italia, nasce in quel momento. Ha un primo forte sviluppo in quel momento. Abbiamo visto in quel momento che si affiancano alla pubblicazione di questa enciclica di grande respiro e di grandi limiti anche, perché c'erano limiti strutturali evidenti, ma si affiancano due correnti di pensiero, due partiti, quello socialista da un lato, che più o meno diventa partito ufficialmente più o meno nello stesso periodo della pubblicazione, e quello liberale. Il mercato determina tutto. Qual è la differenza sostanziale del contenuto dell'enciclica rispetto alle ideologie dei due partiti, che sono due ideologie, quella socialista e quella liberale? La differenza è questa. La Rerum Novarum, quindi il mondo cattolico, pone in evidenza l'esistenza di una questione sociale. Le cose, così come strutturate, non vanno bene, vanno risolte. Al centro ci deve essere il primato della persona umana fatta a immagine e somiglianza del suo creatore, e mentre dall'altra parte c'è una teoria scientifica che viene proclamata come scientifica, quindi attenzione, una teoria che ritiene di avere in tasca la verità, perché la scienza dimostra. Una teoria che crede di avere in tasca la verità e che pretende di soppiantare nel potere, quindi anche nella proprietà dei beni, chi fino a quel momento li ha avuti in tasca, li ha gestiti. Quindi è solo unicamente lo scopo principale è quello della sostituzione di soggetti diversi rispetto a quelli che all'epoca erano i detentori del potere. Teoria scientifica, dicevo, che come tale
viene dimostrata insussistente, perché non è affatto scientifica. Lo dimostra scientificamente il professor von Mises dell'Università di Vienna, il quale analiticamente dimostra che l'economia, quindi il cardine dell'ideologia socialista, l'economia, non è, così come è strutturata, non è attuabile, è inattuabile, è inapplicabile, è impossibile. Lo dimostra. Di questo se ne parla molto poco, molti di voi non sapranno neanche chi è il professor von Mises, con la Y. È un grandissimo economista, però ovviamente non va bene ai politicanti. Dimostrato che un'economia socialista, o meglio ancora social-comunista, in particolare un'economia basata sui criteri resi più palesi del socialismo, cioè il comunismo, non è attuabile. È impossibile crearla. Il mercato comunque serve. Questo è dimostrato. Dall'altra parte, quindi, da un lato c'è un partito di fautori di una teoria impossibile da raggiungere. Quando una teoria impossibile da raggiungere si racconta che è addirittura scientifica, assume gli aspetti di una religione, è un credo, è una fede in un qualcosa che è impossibile, non fa niente, è un idolo. Il socialismo ha gli aspetti di una idolatria, tanto che lo stesso professor Popper, altro grande del Magistero di Vienna, lasciò il socialismo dopo pochi anni di frequentazione, affermando tecnicamente che il socialismo era una profezia, cioè praticamente era un'idolatria in qualcosa che chi lo sa mai si sarebbe mai verificato. Cioè, in definitiva, in perfetta simmetria con quanto affermato scientificamente dal professor von Mises. Il professor Popper dice fa la stessa cosa e fugge per quel motivo. Cioè, è una profezia, è un'idolatria, è in ogni caso un sistema di credenze, di religione, è una religione basata su un sol dell'avvenire che manco si sa se c'è e che comunque è dimostrato scientificamente, sotto il profilo scientifico che viene assunto, impossibile. Quindi questo è un partito. L'altro partito è quello liberale, quello dei padroni, quelli che fanno del mercato il loro idolo, del denaro e del mercato il loro idolo. Cioè, di fatto, coloro che sottopongono il lavoratore, sottopongono le persone al potere del denaro e alle variazioni del mercato, di come esso dei rapporti commerciali. È un'altra religione di tipo diverso, idolatria, che si è evoluta nel tempo, evoluta ai livelli di queste entità sovrastatuali che dominano e che sono incontrollabili anche dagli stati, perché gli stati sono espressione dei popoli. Queste entità sovrastatuali sono espressione solo e soltanto di un potere del denaro, potere del mercato e della necessità che quel mercato consumi quello che quel potere economico produce. È un altro filone idolatrico, tale quale a quell'altro, sotto il profilo dell'idolatria, di diversi contenuti, ma idolatrico, che oggi ritroviamo praticamente fuso, se ci pensate. Cioè, siccome il socialismo non è affatto una teoria che sia dalla parte del popolo, anche perché è una fazione, è un partito, non può rappresentare tutto il popolo, ma si basa sulla creazione di strutture, sottostrutture e sovrastrutture, alle quali casualmente c'è a capo il capo del partito, che sia locale, che sia centrale, c'è a capo quella roba lì,
e uno di quelli ha bisogno di burocrazia teorizzata, quindi burocratismo. Ed ecco che dopo la caduta del muro di Berlino, dopo la fine della guerra fredda, attraverso il burocratismo sia il potere del capitale, del mercato e del denaro a tutti i costi, quindi la voglia di quello, l'ansia di quello, la bramosia di quello, è schiavizzante. E dall'altro lato il cambiamento di potere attraverso l'intortamento delle masse, non più persone, non più popolo, delle masse, attraverso strutture, quindi cambiamento di potere di qualcuno, evidentemente, attraverso il burocratismo trova il suo collegamento e trova la sua strada, che è quella della quale parla per l'intelligenza artificiale come sommo esempio il Papa regnante, Leone XIV, come possibilità, anzi pericolo, di un totalitarismo il più spaventoso che ci sia, perché è la fusione delle due cose. A farne le spese chi c'è? Il popolo schiavizzato, da sotto, sia da una parte che dall'altra. Anzi, schiavizzato, convinto e contento di essere schiavizzato. Questa è la finalità che oggi ci sta di fronte e che l'enciclica Magnifica Humanitas ci presenterà a partire da lunedì prossimo. Ora, torniamo quindi a un esame semplice, per carità, a volte anche semplicistico, me ne scuso, però popolare, come fossimo a tavola a discuterne, a braccio, di questi temi odierni, fondamentali, che erano i temi nati allora ed esaminati allora, dei quali poco o nulla si sa e dei quali non viene effettuato uno studio approfondito, anche perché sarebbe uno studio destabilizzante per i poteri attuali, sicuramente sarebbe destabilizzante. Siamo agli inizi del secolo XX, quindi del secolo scorso, abbiamo i due partiti e abbiamo al centro la nuova dottrina sociale della Chiesa, questo popolo cattolico, tutto cattolico in Italia, che discute della sua questione, dei suoi interessi, la questione sociale. All'interno di questa discussione ci sono due tendenze, abbiamo detto. Una, seguita anche dal Papa nel frattempo subingredito, Pio X, che viene eletto in quanto è stato posto dall'imperatore d'Austria il veto al cardinale Rampolla del Tindaro. E Pio X, un pastore, un presule veneto, il quale, di Treviso, il quale vescovo di Mantova, poi patriarca di Venezia, il quale, ad esempio, emana il catechismo, catechismo di San Pio X, notissimo, allora strumento avanzatissimo. Perché lo emana? Lo emana perché, a suo avviso, il popolo deve almeno conoscere, avere a mente, a memoria, saper ripetere a memoria, i principi fondamentali della fede cattolica, che lui ritiene essere anche i principi fondamentali del vivere civile della società con cui lui ha avuto a che fare e con cui ha operato, ma per tutte le società di tutto il mondo. Questa è la visione di Pio X, il quale quindi esclude sostanzialmente i partiti, dice qui occorre acculturare, rendere cosciente il popolo, perché come fa il popolo a esercitare un potere, democratos, potere del popolo, come fa
a esercitarlo se non ha le basi di conoscenza minime indispensabili per poter assumere delle decisioni. Ed è il criterio che segue anche una parte rilevante di coloro che fonderanno poi l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, i quali prendono tra l'altro come veicolo la più antica delle associazioni cattoliche, l'Azione Cattolica, che è nata negli anni 70 più o meno del secolo XIX, dell'Ottocento, e che vogliono utilizzare, alla quale danno il mandato di acculturare il popolo, sostanzialmente dargli le basi fondamentali per poter prendere decisioni. Ma è ovvio, in un popolo, quello italiano, che a quell'epoca, come abbiamo detto più volte, aveva al proprio interno il 5% di coloro che sapevano leggere e scrivere, e fra quelli che sapevano leggere e scrivere erano compresi anche quelli che sapevano apporre la propria firma, ma non sapevano esattamente cosa significasse. Ora, è il 2% della popolazione che sapeva veramente leggere, scrivere e capire quello che aveva letto e quello che aveva scritto. Ora, questa è, dall'altro lato, un'altra parte del mondo cattolico ritiene che sia opportuno creare un partito a tempo che contrasti sia quello socialista sia quello liberale, un partito a tempo, cioè per fare in modo che quei principi generali del popolo, che sono contenuti nell'enciclica di Leone XIII, quei principi fondamentali vengano man mano introdotti nella cultura, nella conoscenza, nell'abitudine del popolo, per fare in modo che, in definitiva, il popolo possa assumere una sua veste democratica. Partito a tempo è il Partito Popolare di Don Sturzo, non che sia un'idea sbagliata, anzi, però partito è sempre partito. Poi, e comunque è vero che è più incisivo, più direttamente incisivo, perché partecipa al potere esecutivo, al potere legislativo e al potere esecutivo, però in definitiva non è sempre di parte, è soggetto alle interpretazioni di parte, alle eventuali influenze ideologiche. Nello stesso mondo cattolico, infatti, rispetto al Partito Popolare si crea anche un movimento, già allora, agli inizi del secolo, che ritiene si debba andare nella direzione dell'accoglimento di principi di tipo socialista. Più che principi, di un linguaggio di tipo socialista, però tu parli in linguaggio socialista, vuol dire, non fai altro che veicolare l'ideologia socialista. È un fermento. Agli inizi del secolo nascono le cooperative popolari, simili a quelle create dal Partito Socialista, però le banche di piccolo credito, nascono le società di mutuo soccorso. Perché? Tutto questo nasce per il fatto che nel mondo cattolico ci si rende conto che senza che al popolo, oltre che una cultura, venga data una capacità di autonomia patrimoniale, è perfettamente inutile parlare di democrazia. Se uno gli metti anche la più bella cultura del mondo, gli dai i principi e gli strumenti tecnici più efficaci, però poi non gli dai da mangiare, perché non gli consenti di andare di collegare il pranzo con la cena, a questo punto è perfettamente inutile e non serve assolutamente a niente dargli quei principi. Diventano strumenti, diventano presi in giro quegli strumenti. Bisogna dare anche sfogo a quella che è l'iniziativa del popolo. Iniziativa che fino a quel momento è repressa, chiaramente. Sono i nobili, gli industriali dell'epoca che hanno ogni potere, anche i proprietari terrieri
particolare al sud, i latifondisti che hanno ogni potere feudale, di tipo feudale, sulle persone, le persone, i lavoratori, non hanno nessun potere, cioè praticamente anche il loro ingegno, le loro capacità rimangono non dico non sfruttate, perché in effetti non vengono sfruttate, ma nemmeno conosciute da se stessi, sono rassegnati, sono degli schiavi, dei servi. Ora, tutto questo sorge nel mondo cattolico, le società di mutuo soccorso, le banche di piccolo credito, le cooperative, fanno in modo che il popolo, il lavoratore, possa cominciare ad aspirare ad avere il denaro per poter pensare, ad esempio, di comprarsi il piccolo campicello, di comprarsi autonomamente la casa dove vivere, sostanzialmente di essere soggetto attivo del popolo, della popolazione. Non essere più il servo della gleba, ma soggetto attivo. Agli inizi veramente miserevole, cioè facendo più o meno la fame, facendo grandissimi sacrifici, però è dato questo principio, che è un principio attivo di democrazia. Principio attivo di democrazia. Viene dato in quel momento lì, nasce in quel momento lì, agli inizi del secolo scorso. Ora, questo risveglio popolare ha però un riflesso. Infatti, mentre si sviluppa questo enorme movimento, questo cambiamento culturale e di visione da parte del popolo, immediatamente dopo scoppia la Prima Guerra Mondiale. E le cause della Prima Guerra Mondiale le sono fatte risalire all'assassinio di Sarajevo, all'assassinio dell'arciduca erede al trono d'Austria, figlio di Francesco Giuseppe d'Austria, a Sarajevo. Assassinio da parte di un irredentista serbo casuale, se volete, radicato nella storia della Serbia, ma in sé per sé non può soltanto quell'evento far scoppiare la prima guerra mondiale. La rigidità delle alleanze sicuramente, la situazione economica coloniale sicuramente, ma io credo, e questo non viene mai detto, che alla base dello scoppio della Prima Guerra Mondiale ci stia anche proprio il risveglio dei popoli, questo risveglio cattolico dei popoli, una indipendenza che va a minacciare lo status quo dei poteri. Ed è una visione, un modo di vedere, di valutare, rapportandolo al presente, sempre, perché la Prima Guerra Mondiale è la prima guerra civile europea, è la prima distruzione dell'Europa, rapportandolo ad oggi, l'Europa distrutta, e guardando attraverso proprio il profilo dell'affermazione della democrazia, quello che è successo. Cominciamo adesso il cammino verso questi eventi che riguardano noi. Se non ne abbiamo coscienza, di democrazia ne possono parlare i partitanti, i politicanti dei partiti, ma non può parlare la persona singola, il comune cittadino, che deve tornare a parlare di quella. Io ringrazio Radio Libertà, ringrazio la nostra regista dalla bellissima e giovanilissima voce, Natalia, per il tempo, e a Dio piacendo ci risentiamo sabato prossimo alla stessa ora. Grazie. Avete ascoltato Umanitaria Padana Onlus. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante.